Primo giorno. Essere figli, umiltà e fede. I figli si fidano, i figli si affidano e una madre è vicina, sempre. La vedi anche se non c'è. E noi siamo capaci di vederla. Beato è chi vede con il cuore. Nostra Signora di Lourdes, la piccola Bernadette Soubirous. Punto di morte, Bernadette sorride, ripensando al volto di Maria, al suo sguardo amorevole, ai suoi silenzi, alle sue poche ma intense parole e soprattutto a quella promessa. E si sente ancora figlia di una madre che mantiene le sue promesse. Maria, madre che promette. Tu che hai promesso di diventare madre dell'umanità, sei rimasta accanto ai tuoi figli, iniziando dai più piccoli e dai più poveri. A loro ti sei avvicinata, a loro ti sei manifestata. Abbi fede. Maria si mostra anche a noi se sappiamo spogliarci di tutto. Possiamo dire che Maria Santissima per noi è un faro di umiltà e di fede che accompagna i secoli, accompagna la nostra vita, accompagna l'esperienza di ognuna e di ognuno di noi. Non dimentichiamo però che l'umiltà di Maria prima di tutto non è una semplice modestia esteriore, non è una facciata, piuttosto è una profonda consapevolezza della sua piccolezza di fronte alla grandezza di Dio. Il suo sì, eccomi la serva del Signore, che pronuncia davanti all'angelo, è un atto di umiltà, non di presunzione. È un abbandono fiducioso di chi si riconosce strumento nelle mani di Dio. Maria non cerca riconoscimenti. Maria cerca semplicemente di essere serva, ponendosi all'ultimo posto con silenzio, con umiltà, con semplicità, che per noi è disarmante. Ecco, quest'umiltà radicale, che è la chiave che ha aperto il cuore di Maria alla grazia divina, permettendo al Verbo di Dio, con la sua grandezza, con la sua immensità, di incarnarsi nel suo grembo umano. Ecco Maria ci insegna a metterci così come siamo, con la nostra umiltà, senza orgoglio. Non c'è bisogno di dipendere sulla nostra autorevolezza, sulla nostra autoreferenzialità, ponendoci liberamente davanti a Dio, affinché possiamo cogliere pienamente, con libertà e con disponibilità, come Maria, affinché con amore viviamo la sua volontà. Ecco il secondo punto. Ecco allora la fede di Maria. L'umiltà della serva la pone in un cammino costante di un'adesione incondizionata al progetto di Dio, anche nei momenti più oscuri, incomprensibili, che vuol dire affrontare con coraggio la povertà della sua esperienza della grotta di Betlemme, la fuga in Egitto, la vita nascosta a Nazareth, però soprattutto ai piedi della croce, dove la fede di Maria raggiunge il suo apice. Ecco, lì, sotto la croce, un cuore trafitto dal dolore, Maria non vacilla, Maria non cade, Maria crede nella promessa. La sua fede allora non è un sentimento passeggero, ma è una roccia salda su cui si fonda la speranza della umanità, la nostra speranza. Umiltà e fede in Maria sono indissolubilmente legate. Ecco, lasciamo che questa umiltà di Maria illumini il nostro terreno umano, affinché anche in noi la fede possa germogliare. Che riconoscendo la nostra piccolezza davanti a Dio, non ci lasciamo abbandonare per il fatto che siamo piccoli, non ci lasciamo conquistare dalle presunzioni, ma ci mettiamo lì, come Maria, con un atteggiamento di grande libertà, con un atteggiamento di grande disponibilità, riconoscendo la nostra dipendenza da Dio,
viviamo con Dio nella semplicità ma allo stesso tempo nella grandezza. Ecco allora Maria ci esorta a coltivare una fede serena, salda, capace di superare le prove e di confidare nella promessa di Dio. Contempliamo la figura di Maria, umile e credente, perché anche noi possiamo dire con generosità il nostro sì, come ha fatto lei. E noi siamo capaci di cogliere le sue promesse d'amore con gli occhi di un bambino? Ciao, mi chiamo Jennifer Sicoli e ho 13 anni. Marco Ferro e ho 13 anni. Ciao, sono Sabrina e ho 12 anni. Mi chiamo Emanuele e ho 13 anni. Ti ha mai fatto una promessa la tua mamma? Sì. L'ha tante. mantenuta? Quello che poteva fare sì, so quanto sia difficile fare la mamma, però penso che lei quasi sempre le ha mantenute anche al migliore dei modi. E la Madonna te l'ha mai fatta una promessa? Sì, E l'ha mantenuta? sì, Tu l'hai mai fatta una promessa alla Madonna? sì, L'hai mantenuta? quasi sempre. Ma chi è per te la Madonna? Secondo me è come Dio, cioè è la madre di Dio, è una signora che veglia su di noi. E tu la senti solo come la mamma di Dio, quindi lontana da te? Ma la sento anche come un'amica. La Madonna per me è come una mamma, perché cioè, è la persona che ha fatto, che fa qualcosa per noi, cioè per me è come una mamma. E per te che cosa ha fatto, secondo te? Per me mi ha fatto conoscere una famiglia brava, mi ha fatto conoscere i miei amici, mi ha aiutato in molte cose e anche nei momenti difficili mi ha aiutato. E tu ci parli ogni tanto con lei, con la Madonna? Sì, succede spesso perché se magari qualcosa non va per il verso giusto, io cerco sempre di tranquillizzarmi, o penso a quello o penso a qualcos'altro che mi rilassa. E lei ti risponde? Sì, mi dice non preoccuparti, si risolverà tutto e la gran parte delle volte succede così. E tua mamma te l'ha mai fatta una promessa? Sì, L'ha mantenuta? sì, La Madonna te l'ha mai fatta una promessa? sì, L'ha mantenuta? sì, perché se gli chiedo qualcosa, io magari gliela chiedevo molte volte, lei l'ha fatta adesso avverare. Grazie Emanuele. Prego. La preghiera di un figlio infedele. Maria, tu che ti mostri a chi sa vedere, rendi limpido il mio cuore, rendimi umile e piccolo, capace di perdermi nel tuo abbraccio di madre. Aiutami a riscoprire quanto sia importante il ruolo di un figlio e segna i miei passi. Tu prometti, io prometto, in un patto che solo madre e figlio possono fare. Io cadrò, madre, tu lo sai. Non sempre manterrò le mie promesse. Non sempre mi fiderò. Non sempre riuscirò a vederti. Ma tu resta lì, in silenzio, col sorriso, le braccia tese e le mani aperte. E io prenderò il rosario e pregherò con te per tutti i figli come me. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beato chi vede con il cuore,